Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Fino al 6 agosto i Giardini del Castello ospitano per il 4º anno consecutivo la manifestazione Festival Este, dedicata ai giovani e alla loro creatività musicale. Al centro della kermesse c'è ancora una volta il concorso nazionale, rivolto a band emergenti composte da giovani di età inferiore ai 30 anni. Ma in quest'estate musicale estense c'è spazio anche per 2 gruppi storici italiani, i Tre Allegri Ragazzi Morti e gli After Hours. L'assessore alla cultura del comune di Este, Elisa Bussi, ci spiega l'idea che sta alla base della manifestazione. Anche quest'anno al festival hanno chiesto di aderire band di giovani di età inferiore ai 30 anni e su questo ci teniamo. Poi la fascia d'età sale delle volte anche, abbiamo avuto in alcune edizioni dei ragazzi di 15 anni, 14 anni e questo ci fa particolarmente piacere, giovanissimi che producono la loro musica e che quindi creano la musica. 37 sono state le domande, 4 sono stati i gruppi selezionati provenienti da tutta Italia, i finalisti che sono stati selezionati senza sapere prima chi fossero, da dove provenissero, quindi sono stati ascoltati i CD che sono stati mandati senza nessun pregiudizio. Sono stati 4 band, 2 della provincia di Padova, una della provincia di Modena e una della provincia di Roma. Ieri ha vinto la band di Aprilia della provincia di Roma. La manifestazione vuole essere una risposta alla richiesta dei giovani di valorizzare l'espressività e la creatività musicale, di promuovere la musica e l'arte come momento di incontro e di confronto, di realizzare eventi che tengano conto dei gusti e dei contenuti che parlino il loro linguaggio. Come sottolinea il presidente dell'associazione Spazio Aperto, che con il comune organizza l'evento. Festival Est quest'anno, come anche nelle scorse edizioni, ha quale scopo principale quello di far esibire e di promuovere la cultura giovanile, soprattutto in questo caso la cultura musicale giovanile. Quest'anno in particolar modo il Festival Est ha una durata molto lunga e naturalmente tenta di garantire ai giovani la libera espressione della loro cultura e della loro musica. Io credo che si debbano trovare i canali giusti per promuovere la cultura dei ragazzi. Se noi riusciamo a comprendere, a capire quali sono i gusti e le preferenze dei ragazzi, probabilmente riusciremo anche a promuovere le loro iniziative. È evidente che gli adulti faticano sempre più a comprenderli, questo è indubbio, e sono sempre più lontani dai loro interessi, quindi se gli adulti non cominciano a capire che si deve indagare nella testa e nei cuori dei ragazzi, non c'è speranza. Il concorso musicale Festival Est è stato vinto quest'anno dai Music, una band di Roma, che ha avuto l'onere e l'onore di aprire il concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti, storica band di Pordenone che sabato 24 luglio ha presentato dal vivo il suo ultimo disco, Primitivi del Futuro. Siamo qui con i Music. E voi siete? Davide, Elisa, Fabio. Insomma, voi siete i vincitori del concorso di Festival Est di quest'anno. Avrete l'onore di aprire il concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Che cosa ve ne pare? siamo felicissimi anche perché abbiamo fatto anche un bel viaggio per arrivare fino a qui, poi ospitalità e disponibilità eccezionali e insomma, per noi è un'opportunità stasera risuonare in questo posto, in questo festival. È tanto che suonate insieme? Dunque, con lui ieri è stata la nostra prima serata. Addirittura. E noi due insieme dalla primavera del 2008. Quindi nel CD che avete mandato lui non c'è? Nel CD che abbiamo mandato lui non c'è, però si spera che stia nei prossimi. Non si sente la differenza. È tutto. Ah, bene, dai. Comunque sì, rende benissimo, se non meglio anche, quindi siamo soddisfatti. Allora ragazzi, in bocca al lupo per questa sera e insomma speriamo che sia un buon trampolino di lancio, no? Crepi il lupo. Festival Este si chiuderà venerdì 6 agosto con un grande evento, quando i Giardini del Castello ospiteranno gli After Hours, che a Este presenteranno il loro set tra vecchi pezzi e le canzoni dell'ultimo disco in studio, I milanesi ammazzano il sabato.